Mercoledì 2 marzo sono le 12 in punto. Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano, alla striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto dal Veneto, Focus TG. Siamo in diretta e vi terremo compagnia, vi terremo informati per un'ora e mezza fino alle 13:30. È chiaro che anche questa edizione è fortemente contraddistinta da una tematica, la tematica di stretta attualità che è sulla bocca di tutti e che sta inevitabilmente catalizzando l'attenzione, le preoccupazioni di tutti quanti. Parliamo della guerra fra Russia e Ucraina, quindi apriremo un'ampia parentesi dedicata non solo a quello che sta succedendo sullo scacchiere internazionale, ma come sempre sulle ripercussioni nel nostro territorio con l'arrivo dei primi profughi. Parliamo di donne, parliamo di bambini in fuga dai territori dove si combatte, dove le bombe stanno distruggendo anche quartieri residenziali. Parliamo di una gara di solidarietà che vede il Veneto assoluto protagonista. Le braccia dei veneti sono aperte per accogliere profughi, bambini, donne, persone in cerca di aiuto, e vi racconteremo le loro storie proprio durante questa edizione di Focus TG, storie molto forti, ma forte è anche il supporto che la Regione, con le istituzioni, con la sanità, con le associazioni, con i cittadini, con i privati, stanno dando alle popolazioni ucraine in fuga e in arrivo appunto qui da noi in Veneto. Detto questo, entriamo subito nel vivo di questa nostra striscia quotidiana dedicata appunto all'informazione. Perché? Perché ieri sono arrivati a Conegliano i primi profughi. Si tratta di una settantina tra donne e bambini, profughi in fuga dalla guerra, che hanno potuto riabbracciare i propri familiari in Italia, sottoposti a tampone. 3 sono stati trovati positivi. Insomma, è scattata a pieno regime la macchina della solidarietà nella Marca. Vediamo. Sono da poco passate le 9 del mattino quando il pullman della solidarietà arriva alla zoppa Sarena con il suo carico di umanità, dolore e speranza. 48 ore di viaggio, oltre 2000 chilometri nel cuore dell'Europa, una settantina le persone partite dall'Ucraina in guerra e recuperate sul confine polacco sono donne e bambini. Buongiorno, Davide Caimani, quello che era disturbato ieri. Prego, prendiamo un attimo di discesa. Questa signora qua parla italiano. I più piccoli scendono stremati, ma hanno ancora la voglia di sorridere, persino di giocare con loro mamme che non hanno il tempo di disperarsi. C'è una vita da riorganizzare in fretta e la maggior parte non conosce nemmeno una parola di italiano, ma in certi casi forse le parole non servono. Catarina, con il suo bimbo di 4 anni, deve raggiungere dei familiari in Lombardia. Mi dica quale persona, però ne abbiamo tantissimi qua. Bergamo. Бергамо, дуже вдячні, дякуємо. Donne e bimbi vengono sottoposti a tampone, poi scatta il riconoscimento. Agenti della questura, carabinieri, protezione civile, operatori dell'ULSS 2 cercano di metterli a loro agio. C'è anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Una merendina, del tè caldo, una carezza, oggi come non mai fanno la differenza. Abbiamo avuto la fortuna di avere una squadra di collaboratori che sia stata preziosissima, tra cui anche un operatore che parla russo, che ci ha aiutato veramente tanto, oltre alla traduttrice che accompagnava queste persone dall'Ucraina. 3 bambini risultano positivi, vengono così isolati e portati al Covid Hotel di Valdobbiadene. Da oggi a livello europeo le norme sulle quarantene sono cambiate e tutto può svolgersi con rapidità. C'è anche una donna con una frattura che viene subito curata. Ultimate le procedure, c'è già chi riparte con l'aiuto dei familiari residenti in Italia, chi a Roma, Napoli, chi ancora in Sardegna. 3 i nuclei che rimarranno nella Marca. Irina è partita da Ferrara all'alba e ha il cuore in gola. Lì su ci sono mia cugina, la sua cognata e 3 bimbi.
li aspetto e li porto a casa dalla loro mamma che è qui a Bologna. L'abbraccio pochi istanti dopo è liberatorio, ma a dare una mano ci sono anche tanti cittadini come Francesca, partita da Mestre dopo aver raccolto un appello della rete delle famiglie. Abbiamo portato tutto quello che potevamo, cioè pannolini e mascherine, e adesso li portiamo a Mestre che vanno dai loro parenti. Poco dopo mezzogiorno il pullman di Battistuzzi fa l'ultima tappa nel piazzale della Ristorazione Ottaviana. La famiglia Franceschet ha organizzato un pranzo veloce, giusto il tempo per un'altra ondata di solidarietà e qualche ricongiungimento. Ma questo è anche il giorno di chi resta, padri, mariti, fratelli rimasti a combattere. Questo cuore disegnato con le dita è quello di un uomo che ha salutato il suo bimbo prima di ritornare in patria e combattere. Una settimana fa erano una famiglia in pace, oggi i destini sospesi a 1300 chilometri di distanza. Storie che vengono raccontate dagli sguardi, dalle lacrime, dalle voci di chi sta vivendo questo momento così drammatico. Le immagini sono forti, come forti sono le testimonianze. Noi continueremo a parlarne, continueremo a farvele vedere perché abbiamo una lunga pagina dedicata proprio a questa tematica di strettissima e drammatica attualità. Adesso però ci spostiamo perché sapete che il nostro Focus TG è contraddistinto dalla dinamicità, insomma, di riuscire a raccogliere le voci in diretta dal Veneto, e allora adesso raggiungiamo a Vicenza il nostro collega Daniele Garbin, a cui cediamo subito la linea per un rapido aggiornamento. Daniele, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Visto che vengo dopo questo servizio mi riallaccio in qualche modo anche noi e allora passiamo alla solidarietà. Proprio oggi abbiamo visitato il centro di Grisignano della Croce Bianca, ecco, che sta proprio diventando sempre di più riferimento per i comuni limitrofi dell'area berica, per chi non ha gli spazi che questo comune ha deciso di destinare proprio di raccolta degli aiuti delle persone, dei vicentini proprio che chiedono. Eravamo lì ed era un fioccare di telefonate che chiedono informazioni, che cosa portare, come farlo, ecco. Noi abbiamo proprio realizzato, che invitiamo questa sera poi i telespettatori al TG, che faremo le consueto all'orario alle 7:15, la prima edizione, proprio per vedere questo e soprattutto rilanciare a nostra volta l'invito, l'appello che viene fatto, e questo è uno dei tanti riferimenti per chi vuole rendersi disponibile, vuole fare qualcosa proprio anche di materiale e far avere i beni proprio a chi in questo momento sta vivendo il dramma della guerra. Ecco. Daniele, ieri tu hai raccolto una testimonianza molto bella, per quanto appunto riferita a una situazione drammatica, perché hai parlato con l'associazione dei bimbi di Chernobyl. Raccontaci un attimino anche, insomma, che cosa hai raccolto ieri a livello proprio di testimonianza, che appello è stato lanciato. Sì, infatti era la signora Remila Fanton, che fa parte dell'associazione Il Ponte di Costa Bissara, e praticamente lei faceva parte insieme a tutta una serie di genitori che si sono prodigati negli anni scorsi per dare quel momento di serenità, un mese, poco più, a questi bambini dopo la terribile esperienza di Chernobyl, orfani soprattutto. La signora aveva un bambino e una bambina, 2 fratelli rimasti senza genitori, che adesso sono diventati adolescenti e che ovviamente sono diventati parte della sua famiglia, e come lei tanti altri vicentini aderiscono a questa iniziativa. Quindi era un contatto diretto con pezzi di famiglia italiana che le sono diventati di pezzi di Ucraina, ecco. E quindi la preoccupazione che ci ha esternato la signora proprio per i suoi figli, perché a tutti gli effetti erano sotto le bombe di cui non aveva più saputo nulla, che sapeva alla fine fortunatamente essere vivi, ma attraverso un racconto rocambolesco delle informazioni che per fortuna filtrano. Ci ha proprio dato anche un video
di come sono costretti a stare in questi scantinati angusti dei bambini, e questa è la vita praticamente fuori sul pian terreno, la guerra, soprattutto adesso con questa ulteriore stretta, e sotto la vita di chi non può abbandonare, come in questo caso i ragazzi, che però insomma si fa di tutto per poter portare fuori da lì. Ecco, l'appello era quello, la signora parlava di aprite le famiglie, ecco, in qualche modo allargate i cuori e fate in modo di poter ospitare chi può in questo momento di generosità, di poter accogliere chi magari non ha un parente o non ha un riferimento, e quindi magari oltre alla rete di cui lei fa parte anche persone nuove che oltre a dare materiale chi può anche offrire ospitalità. Ecco, questo era stato drammatico il racconto. Assolutamente, lo vedremo dopo, riproporremo il tuo servizio. Se non hai altre notizie di cronaca, Daniele, io ti saluto. Ma dice che insomma io parlo da Vicenza, spostiamo un attimo, pochi metri da me c'è Palazzo Thiene e Vicenza, sono le ultime ore, il countdown per la candidatura Città della Cultura, spostiamo il cuore un po' in là, ecco, verso il bello. L'arte a volte può salvare la bellezza e l'arte, quindi noi come Vicenza e comunque il vicentino in generale, visto che è un'opera, un piano collettivo insomma per la candidatura, toccano un po' le ultime preparativi per questo. Ricordiamo venerdì all'ora di pranzo ci sarà questo collegamento, l'assessore alla cultura ha invitato tutti a collegarsi e fare il tifo, insomma, per assistere, ecco, per questa esame che Vicenza, a cui il Ministero sarà sottoposta per poterla poi candidare ufficialmente. E poco davanti c'è il Palazzo Thiene, che è uno dei capitali dei palazzi a cui noi di Rete Veneta abbiamo anche lottato perché restasse vicentina a proposito di patrimonio culturale, che però in questo momento c'è una spada di Damocle, praticamente. Il Consiglio di Stato potrebbe decidere di svincolare le opere artistiche, alcune collezioni, adesso non è molto chiaro, che praticamente dopo il fallimento della Popolare, ricordiamo, si sta cercando di liquidare, ecco, ed è qualcosa di molto grave, riteniamo, che a cui noi di Rete Veneta comunque abbiamo deciso di sostenere invece la posizione di vincolo, che le opere d'arte, pur essendo possibile vendere, però non siano possibili portarle all'esterno, che siano disperse. Ecco, questo è il punto. Quindi stiamo proprio raccogliendo in questo momento anche questo aspetto, l'opinione dei vicentini che chiedono che non vengano disperse il patrimonio. Seguiremo da vicino chiaramente tutti gli sviluppi. Io ringrazio Daniele Garbin da Vicenza per il suo collegamento. Buon lavoro Daniele, noi rientriamo in studio per lanciare il primo break pubblicitario. Torniamo per continuare a raccontarvi tante storie di guerra, noi ci auguriamo storie a lieto fine. Il collega parlava di pezzi di famiglia da unire, da ritrovare in una sorta di mosaico da costruire insieme, che possa magari creare la scritta pace, che è quello che tutti noi ci auguriamo. A fra poco. 12:16, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta per raccontarvi la guerra, per raccontarvi quello che sta succedendo in Ucraina e le ripercussioni nel nostro territorio, come il Veneto sta rispondendo all'arrivo di decine di profughi, di donne, di bambini che scappano dai territori dove piovono bombe, dove si semina paura e morte. Ebbene, abbiamo visto in apertura l'arrivo a Conegliano di un pullman con una settantina di profughi, insomma una grande manifestazione di accoglienza, di solidarietà nella Marca trevigiana. Ebbene, proprio per loro continuiamo a raccontarvi quello che è successo ieri mattina e quello che sta succedendo in queste ore, in questi minuti, perché per chi arriva insomma qui in Veneto si tratta quasi di ripartire, di ricostruirsi una vita che possa essere una parentesi o un periodo più lungo. Fatto sta che ritrovare i propri cari, ritrovare la serenità è una condizione necessaria per ripartire. E allora vediamo questo nuovo inizio raccontato proprio da chi lo sta vivendo.
Sono venuta a prendere mia figlia e io lavoro in Veneto, vicino a Asolo e Maser, provincia di Treviso. E loro 3 giorni erano viaggi, ero molto preoccupata, però adesso finalmente è arrivati suo marito e mio figlio rimasti lì a combattere e difendere il suo paese dove abitano loro. Da un lato il sollievo per la figlia e i nipoti, finalmente in salvo e riabbracciati, dall'altro l'apprensione per un figlio e un genero che restano in guerra. Il primo ha 32 anni, il secondo 38, si trovano vicino a Leopoli, nella parte occidentale dell'Ucraina. A noi è un po' più tranquillo perché siamo a nord, un po' più sì. Ci sono sirene, si sente tutto e quando sentono sirene vanno a nascondere sotto casa perché abito in un appartamento da 4 piani. Però per il momento tranquillo, poi può succedere tutto. Natalia invece è arrivata a Conegliano con le 2 sorelle e i rispettivi figli. Il più piccolo ha 1 anno e 2 mesi. Saranno tutti ospitati dalla mamma che lavora come badante a Vittorio Veneto. Paura i bambini, anche noi. Dormire 2 notti sotto, come si dice? Bunker. Sì. E bambini piangere tutte notte, tutti i giorni. Non c'è la scuola, non c'è amici, non c'è nessuno. Diretta a Bologna questa giovane donna che è salita sul pullman della Speranza a Cracovia accanto al figlioletto di pochi mesi, Makar. Хто залишився в тебе на Україні? Чоловік і сестра з дітками. È rimasto suo marito, che ovviamente non può uscire, e sua sorella con altri bimbi piccolini. Suo marito resta a combattere. Твій чоловік піде на війну, питають. Якщо треба, так. Se ci sarà bisogno, sì. Negli occhi di queste donne dolore e fierezza si alternano, così come le notizie che arrivano dall'Ucraina. Oksana, accanto al figlio 22enne, vive a Vittorio Veneto da parecchio tempo e ha voluto portare la sua solidarietà, pannolini e frutta soprattutto, ma vorrebbe fare molto di più. Vogliamo andare là. E anche lui vuole. Anche fatto baruffa l'altro giorno con mia mamma perché ha detto sono fuori testa, tutti scappano, tu vuoi andare là. E così. Vuole difendere la sua patria. Loro hanno detto cosa fai là? Cosa ti aiuti? E io ho detto preparo a mangiare. Ma cosa faccio? Preparo a mangiare. Qualcosa faccio. Per tante l'arrivo nella Marca è un nuovo inizio, doloroso quanto improvviso. Non sappiamo, dobbiamo cominciare da capo, da zero. Speriamo, importante c'è posto dove dormire, dove vivere, poi piano piano penso cose risolvono. Può darsi decidono di tornare un giorno al suo paese. E a proposito di accoglienza, di preparativi, di iniziative rivolte proprio ad accogliere l'arrivo dei profughi in fuga dall'Ucraina, noi adesso ci colleghiamo con Erinda Chiteza da Breganze. Erinda, buongiorno, ben trovata. So che questa mattina hai avuto modo di interfacciarti con Don Andrea, che insomma ti ha raccontato nel bassanese insomma che tipo di iniziative, che tipo di supporto la comunità cristiano-cattolica sta cercando di offrire ai profughi in fuga. Buongiorno Erinda. Ecco, buongiorno Alex. Sì, anche Bassano si farà sentire nei confronti appunto dei profughi. E prima di tutto adesso, infatti fra 10 minuti ci sarà un momento di preghiera. Ci sarà un momento di preghiera alla chiesa di San Francesco proprio con Don Andrea Guglielmi, che è l'arciprete di Bassano del Grappa, dove ci sarà appunto, è aperto a tutti i fedeli e anche non fedeli in realtà a raccogliersi e unirsi insieme in silenzio per pregare per tutte quelle vittime della guerra, una guerra che sta sconvolgendo completamente l'Europa perché ha riportato la guerra in Europa e non ne possiamo assolutamente essere indifferenti. Al momento attuale diventa difficile, proprio come diceva Don Andrea, diventa difficile organizzare degli aiuti umanitari perché proprio mancano i corridoi umanitari che però si sta cercando di crearli insieme con la collaborazione di moltissimi altri enti. A livello proprio del bassanese
Ci saranno anche delle raccolte fondi per mettere a disposizione dei profughi non soltanto alimenti, vestiario, ma anche, nel vero senso della parola, capitale, e cercare di dare accoglienza a profughi, alle persone che decidono di scappare e riescono ad accedere al nostro paese, specialmente ai nostri territori nel Bassano. Quindi partiamo con un'iniziativa per oggi, proprio che è il mercoledì delle ceneri, un momento di preghiera alla chiesa di San Francesco, ma poi ci saranno anche una serie di altre attività volte proprio per la pace. Ci sarà appunto un cammino per la pace che sarà aperto a tutti, come dicevo, a tutti i cittadini insieme, e ci sarà proprio questo weekend, e altre informazioni vi daremo noi ai cittadini nei nostri notiziari. Ecco Erinda, adesso vediamo alle tue spalle che c'è il mercato settimanale a Breganze, quindi lasciamo per un attimo da parte le tematiche che raccontano della macchina della solidarietà per aiutare i profughi in arrivo dall'Ucraina e alleggeriamo un attimo il discorso, la nostra chiacchierata con te, perché sei a Breganze per raccogliere la voce dei cittadini su quale tema? Allora sì, oggi mi trovo qui a Breganze, che tra l'altro noi di solito poche volte veniamo da queste parti dove c'è il mercato cittadino il mercoledì. Ho avuto modo di chiedere alle persone, ai cittadini, e non soltanto, anche perché ce ne sono molti dalle zone limitrofi, di parlare della situazione attuale delle cittadine, delle piccole cittadine come può essere Breganze, quindi cosa vorrebbero i cittadini che venisse fatto in modo tale da dare un input non soltanto a livello economico ma anche a livello sociale. Molti dei cittadini si sono espressi in maniera positiva, in quanto appunto Breganze sembrerebbe che sia ancora un'isola felice in confronto invece ad altri territori del circondario. Un'isola felice perché ovviamente il mercato cittadino del mercoledì fa in modo è molto, è preso quasi, ci sono molte persone che affluiscono e che comprano e pertanto fanno girare l'economia, e se l'economia gira allora vuol dire che la situazione è positiva e si può avere uno sguardo lungimirante nei confronti del futuro. E quindi, anche di questo, sì. Erinda, insomma, ci ragguaglierai, ci racconterai nel corso delle edizioni poi serali dedicate proprio all'informazione su Rete Veneta, comunque un messaggio perlomeno insomma di ripartenza che arriva da Breganze, come l'hai definita tu, una piccola isola felice. Noi ti ringraziamo Erinda, rientriamo in studio, buon lavoro a Erinda Chitezza e al collega, all'operatore Alessandro Costa Curta. Dicevamo, da Breganze rientriamo in studio per la seconda pausa pubblicitaria, un piccolo spot, e rientriamo subito per continuare a tenervi informati e a raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto in diretta fra poco. (12:29), ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, riprendiamo il filo del discorso perché la tematica portante di questa edizione è chiaramente legata a quello che sta succedendo in Ucraina, ai venti di guerra che soffiano fino qui in Veneto, con le ripercussioni che ci sono e che ci saranno per il nostro sistema sanitario, per il sistema di accoglienza, di aiuti, per la macchina della solidarietà, pronta ad abbracciare con caloroso affetto chi in questo momento di affetto ha bisogno, perché lo stiamo vedendo, lo stiamo raccontando. Arrivano donne spaventate, bambini
impauriti, in cerca di serenità, in cerca di tranquillità, in cerca di riabbracciare i propri affetti e di ricostruirsi una vita bruscamente interrotta nella sua quotidianità, nella sua normalità, dal rumore, dal fracasso delle bombe. Ebbene, abbiamo iniziato a raccontarvi cosa è successo ieri, cosa sta succedendo a Conegliano, nella Marca trevigiana. Continuiamo adesso a parlare proprio di questo, perché vi proponiamo una testimonianza importante, quella di Roberto e di Elena, che insomma anche loro sono stati protagonisti di questo arrivo, di questo viaggio della disperazione e della speranza dall'Ucraina al Veneto, in quanto insomma guidavano l'autobus che ha portato le 70 donne e bambini a Conegliano. Ci raccontano che il momento più straziante è stato quello in cui insomma i padri hanno dovuto salutare la loro famiglia, le proprie donne e i propri figli in partenza, momenti che è difficile capire se non attraverso questa testimonianza, queste immagini. Vediamo. Questa notte, anche andando in giù, piangevo, solo il pensiero di vedere queste famiglie, le mamme, soprattutto queste mamme anche giovani, con tutti questi pargoletti belli, piccoli, e uomini non ne vedi perché o rimangono lì, perché non li fanno venire. Secondo me la storia non la so, quindi per l'amore di Dio. Però ieri qualcuno ha portato appunto la moglie e il bambino, non finivano più di abbracciarsi, baci, lacrime. Dopo loro sul pullman e il papà via, facevano i cuoricini sul vetro. Cioè, sono robe che io sono emozionato adesso, perché veramente sono anch'io un papà. Roberto Benetti è l'autista della Battistuzzi che si è alternato al volante con il titolare Vito, è già pronto a ripartire nelle prossime ore per mettere in salvo altre donne e bambini. È stato soprannominato il pullman della speranza nelle ore in cui proprio la speranza per un intero paese, ma non solo, è appesa a un filo. A coordinare le operazioni è Elena, donna ucraina da anni in Italia. È lei che tiene i contatti, organizza i rientri e fissa le priorità. La gente che è qui, voi, prima cosa che potete fare è o portare con le macchine o prendere il biglietto per portarli a Napoli, a Roma, dove hanno parenti, amici, qualcuno dove si fermano, ecco. E questo è il problema, perché loro non parlano, sono senza soldi, senza la lingua, spaesati, con bambini piccoli in braccio, bisogna proprio accompagnarli e proprio dare a quelle persone dove abiteranno. Tanti profughi quindi hanno con loro solo pochi spiccioli. I bancomat hanno smesso di funzionare da una settimana. Anche l'acquisto di un semplice biglietto ferroviario può fare la differenza. Quello di Elena, prima di essere un appello, è un esempio. Tu che stai organizzando tutto, stai coordinando tutto, cos'è che ti spinge a fare questo? La mia natura umana, come si può fare in un altro modo? Sono una mamma anch'io, prima di tutto portiamo bambini, portiamo via. E anche il Vicentino, dai centri più piccoli a quelli più grandi, sta dando una risposta importante, concreta alla richiesta di aiuto delle popolazioni in fuga dai territori dove c'è la guerra. Vediamo. Una guerra vera, esplosiva e maledetta all'alba del terzo millennio, ai confini con l'Unione Europea. Scene drammatiche e spaventose quelle che arrivano dall'Ucraina. Evocano i momenti più bui della storia. Una guerra che scuote il mondo civile, l'Italia, il Veneto, sin nei centri più piccoli. Tutti sono in prima linea, con aiuti, raccolte fondi, manifestazioni, fiaccolate. Quella che vi raccontiamo è la battaglia quotidiana per la solidarietà delle comunità vicentine. Noi a Torri abbiamo deciso di intervenire anche noi per aiutare il popolo ucraino. Sabato sera faremo questa manifestazione, questa fiaccolata, e da qui partiremo con una raccolta di materiali e fondi per 15 giorni.
Una fiaccolata a Torri di Quartesolo che ospita una piccola comunità di 28 ucraini. La raccolta fondi servirà a inviare aiuti a chi fugge dalla guerra. Il punto di raccolta individuato dalla Commissione europea come centro logistico degli aiuti umanitari è in Polonia, a Prokowica, ed è qui che arriveranno gli aiuti inviati anche da Grisignano di Zocco, dove un'ala della palazzina dove ha sede la Croce Bianca è stata destinata all'emergenza. Questo potrebbe diventare un centro di raccolta anche per i comuni vicini. Proprio per essere di aiuto e di contributo per quello che può essere lo smistamento della merce, che deve essere fatta in maniera accurata, deve essere vagliata, e anche per quanto riguarda il trasferimento da qui al centro logistico che è allestito a Padova, appunto il centro del consolato delle Tre Venezie. In un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, molti cittadini, anche a Chiampo, si stanno chiedendo come poter dare un aiuto concreto. Occorre evidentemente molto ordine anche in questi aiuti. È fondamentale affinché appunto le materie possano arrivare e giungere correttamente a destinazione. Ecco dunque che cerchiamo di seguire i canali istituzionali e cerchiamo di coordinarci tutti assieme affinché il nostro sforzo, lo sforzo dei nostri cittadini possa essere utilmente sfruttato a beneficio dei cittadini ucraini. Insomma, è necessario che ci sia un coordinamento istituzionale e molti comuni stanno aspettando disposizioni dalla prefettura. Intanto arrivano anche nel Vicentino i primi profughi. Anche qui in comune di Chiampo ci stiamo attivando per dare accoglienza ai cittadini ucraini che ne avranno bisogno. Da questo punto di vista ho già ricevuto anche dai cittadini, ho già ricevuto 3 proposte dai cittadini appunto che sono resi disponibili a mettere a disposizione le loro case per accogliere questi cittadini. La guerra si combatte anche così, con aiuti concreti, e il Vicentino è oggi più che mai in prima linea per la solidarietà. E ve lo abbiamo anticipato nel collegamento di poco fa con il nostro collega Daniele Garbin da Vicenza. C'è un'associazione che in passato ha aiutato i bambini di Chernobyl e che adesso è di nuovo in prima fila, pronta a rispondere, presente all'appello per dare supporto e conforto alle mamme e ai bambini in fuga dall'Ucraina. Vediamo. Volontariato va sempre bene, quindi qualsiasi cosa uno voglia fare, soprattutto adesso aprire le proprie famiglie a questi bambini che arrivano qua ed ospitarli come fossero loro. Questa è la cosa penso più grande che noi chiediamo. L'appello accorato di Remila, che aveva già ospitato ogni anno una coppia di orfani colpiti dalle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl, ora diventati ormai adolescenti, sono a tutti gli effetti parte della sua famiglia, con altri ragazzi ora però sono in grande pericolo. Sono sotto le bombe, non sappiamo dove siano, alcuni sono rifugiati nei bunker, altri si sono nascosti, alcuni sono imbarcati in treni di fortuna, pullman, cercano di raggiungere comunque e di uscire da quel disastro che è la guerra, insomma. E noi sono come dei figli, alla fine diventano dei figli, ecco perché noi siamo molto preoccupati di questi bambini là, perché abbiamo un pezzo del nostro cuore là. Ogni giorno cerchiamo di sapere almeno che siano vivi. Lo scambio di informazioni è continuo, queste sono immagini che provengono proprio dagli scantinati dell'orfanatrofio, un drammatico flusso di notizie praticamente in diretta. Quando ci è arrivato il primo messaggio che hanno iniziato a bombardare Kiev erano le 4:55 di giovedì mattina e lì sicuramente le nostre preoccupazioni sono state per i bambini. Abbiamo tutti cercato in qualche modo di mettersi in contatto, è difficile perché li stipano e li mettono nelle metropolitane, nei bunker, quindi la connessione è poca. A oggi siamo riusciti a sapere che tutti i bambini stanno bene, che sono vivi e questa è per noi non ha prezzo, questa cosa per noi non ha prezzo. Al sollievo della notizia però non si esauriscono le preoccupazioni, a fare da contraltare le informazioni di altre distruzioni. È stato colpito l'ospedale, poi è stato colpito un orfanatrofio di bambini da 0 che ospitava bambini da 0 a 10 anni, per fortuna che sono riusciti a evacuarli prima. Continuano a scappare, a nascondere questi bambini. Io ho visto delle foto in cui ci sono tutti i bambini di un orfanatrofio di bambini piccoli, sotto in un bunker ci sono 10 bambini in una culla, sono tutti stipati lì e fanno tenerezza. Secondo me da lì bisogna tirarli fuori quanto prima. Ancora una piccola pausa, un piccolo break pubblicitario, poi avremo collegamenti in diretta da Padova, continueremo a raccontarvi le testimonianze di persone che aiutano e persone in cerca di aiuto per quello che riguarda chiaramente l'emergenza umanitaria, l'emergenza ucraina, insomma, russo-ucraina.
dopodiché ampio spazio anche alla cronaca, all'attualità e poi in chiusura un doveroso punto della situazione sul carnevale con qualche polemica e non poche recriminazioni. Ci vediamo fra poco a Focus TG. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:43, vi terremo compagnia, vi terremo informati fino alle 13:30. Il filone di questa nostra edizione è indubbiamente legato a doppio filo con quello che succede nel panorama internazionale, quello che succede in Veneto legato alla crisi, all'emergenza umanitaria per i profughi in fuga dall'Ucraina. Ebbene, prima di continuare a raccontarvi in diretta quello che sta succedendo e le grandi risposte di solidarietà messe in campo dalle associazioni e dalle istituzioni del Veneto, apriamo una piccola parentesi legata al Covid, all'andamento dell'epidemia nella nostra regione, perché come ogni giorno ci arriva il report, il bollettino aggiornato di Azienda Zero, è una fotografia che racconta l'andamento della curva epidemiologica nelle ultime 24 ore. Lo vediamo insieme perché i dati continuano ad essere confortanti e per quanto, insomma, senza demagogia, senza retorica, per quanto difficile sia comunque trovare dei motivi per sorridere in un contesto così complicato, sicuramente questi numeri perlomeno ci fanno tirare un sospiro di sollievo. Perché? Perché continuano a calare i numeri, il delta dei casi positivi, quindi la differenza fra l'aumento dei positivi da ieri a oggi nelle ultime 24 ore fa segnare uno dei dati più bassi registrati nell'ultimo periodo. Si è sceso addirittura sotto i 4.000, abbondantemente sotto i 4.000 nuovi positivi, 3.434, quindi un Covid, un virus che effettivamente sta rallentando, sta concedendo una tregua che tutti noi ci auguriamo possa essere definitiva. Casi attualmente positivi in Veneto, si sta per scendere sotto la soglia dei 50.000, sono 51.177. Ma andiamo a vedere gli altri numeri importanti, quindi parliamo di quelli relativi alle ospedalizzazioni e alle terapie intensive. Come vedete indicato qui nella striscia arancione, quando vediamo il meno davanti a questi numeri sappiamo che sono numeri estremamente positivi. Oramai abbiamo imparato tutti a leggere queste tabelle. Meno 29 ospedalizzazioni in area non critica, meno 5 terapie intensive. Questo testimonia anche l'importanza di avere di nuovo ospedali che non sono più in sofferenza, che non sono più chiaramente costretti a procedure d'emergenza, anche perché si sta palesando all'orizzonte un'altra necessità, quella proprio di fornire cure, assistenza alle popolazioni in arrivo dai territori di guerra, quindi avere degli ospedali che non abbiano sovraccarico di pazienti Covid diventa sicuramente importante. Purtroppo dobbiamo riportare anche oggi i decessi delle ultime 24 ore. Si tratta di 7 persone che hanno perso la vita a causa Covid. Noi adesso continuiamo a raccontarvi come si stanno organizzando i territori, le province, i comuni del Veneto per garantire massimo supporto alla popolazione ucraina. Ieri in prefettura c'è stato un tavolo di lavoro importante per definire appunto il piano di accoglienza dei profughi. Vediamo.
Sindaci, albergatori, industriali, responsabili dell'USL. Attivata in prefettura a Padova l'unità di crisi per la gestione dell'arrivo dei profughi ucraini nella nostra provincia. Il prefetto Raffaele Grassi nelle prossime ore, insieme agli altri prefetti veneti, dovrebbe ricevere da Venezia la comunicazione del numero esatto di persone in fuga dall'Ucraina che verranno accolti nel Padovano. Si parla di un'ottantina circa al momento. Abbiamo avuto l'adesione anche di Assindustria Veneto Centro, dove gli industriali potranno mettere a disposizione degli immobili e anche a seconda del know-how degli ucraini che verranno potranno essere offerti dei posti di lavoro. C'è una grande disponibilità da parte di tutti, vediamo un attimino se saranno utilizzate le reti, la rete del sistema dei CAS, così come che è la rete ministeriale, così come vedremo se vi sarà la possibilità di ospitarli quindi anche in abitazioni di privati o in alberghi messi a disposizione da Federalberghi. La cabina di regia si riunirà settimanalmente perché la situazione nel paese è in continua evoluzione. Arrivano notizie di chilometri di coda di donne e bambini a piedi ai confini con la Polonia e la Romania. Il console onorario dell'Ucraina ha messo a disposizione una piattaforma per raccogliere aiuti. Noi col consolato abbiamo creato un'unità italiana per monitorare tutta quanta l'attività generale, non soltanto per il territorio di Padova o del Veneto, ma per capire esattamente cosa sta accadendo a livello di arrivi in generale. Quindi la raccolta, praticamente unità di crisi per la raccolta di tutte quante le strutture che andranno a offrire un servizio di supporto a queste persone che arrivano e dall'altra parte praticamente monitorare chi arriva e come registrare queste persone. La situazione è molto particolare, la guerra sta continuando, quindi praticamente sempre più gente si sta affollando ai confini con l'Ucraina e dal ministero ucraino continuano ad arrivare segnali di persone che stanno scappando e stanno cercando di arrivare sui nostri territori. I sindaci dei diversi comuni e la provincia hanno iniziato a contare la disponibilità delle strutture di accoglienza. Stiamo comunque capendo se ci sono degli altri spazi che possiamo mettere a disposizione, così come lo faranno tutti gli altri comuni, così come lo faranno anche le parrocchie. Tutto questo deve avvenire in modo ordinato. Per il momento non abbiamo dal Ministero degli Interni e della Prefettura indicazioni di persone che attraverso i canali istituzionali stanno arrivando, quindi siamo in attesa. Al vertice in prefettura presente anche una rappresentante della comunità ucraina di Abano Terme che più volte si è commossa raccontando della situazione nel suo paese. E nel Padovano sono arrivati i primi 63 bambini in fuga dalla guerra. Ad accoglierli il sindaco di Rubano e il vescovo di Padova. Sono le 11:15 del mattino quando i due pullman varcano il cancello del seminario minore di Rubano. A bordo 63 bambini ucraini accompagnati da 2 educatrici fuggiti da Leopoli. I piccoli che vivono in 2 orfanatrofi verranno ospitati qui all'interno della struttura messa a disposizione dalla diocesi di Padova. Appena arrivata la richiesta di aiuto, il vescovo infatti ha subito deciso di intervenire per accogliere i piccoli in fuga dalla guerra. È anche un piccolo segno questo che noi facciamo per dire che noi vogliamo contribuire per tutte le persone in difficoltà e che le situazioni di guerra producono sempre disagi e sofferenze, preoccupazioni. Gli zaini dei bambini vengono scaricati e portati nelle stanze allestite in poco tempo grazie alla generosità della comunità che in poche ore ha raccolto lenzuola, coperte, vestiti e generi di prima necessità per rendere più accogliente l'arrivo di questi 63 orfani. La risposta del territorio che sto ricevendo in queste ore è davvero di una generosità immensa. Ho le società sportive che mi chiamano, che dicono: sindaco, se vuole noi organizziamo le attività per i ragazzi. Ho tante persone che mi dicono: io ho a disposizione del tempo, posso venire a dare una mano nel tempo libero, a intrattenere. Quindi veramente si è mosso un'ondata molto bella di generosità. I bambini e le 2 donne che li accompagnano sono stati sottoposti a tampone dai volontari del CUAM e ora dovranno affrontare 10 giorni di quarantena. Grazie a Dio, grazie alla generosità della diocesi, c'è qui uno spazio verde immenso, per cui io me li vedo comunque, senza violare nessuna quarantena, correre in palestra, giocare a calcio, a pallacanestro, quello che sarà, scorazzare per i prati. Certamente c'è una scuola di lingua da attivare. C'è una scuola che loro, in lingua ucraina, che continuerà, così mi è stato riferito, hanno le loro educatrici. Al momento la diocesi fa sapere che sono al completo per quanto riguarda la raccolta di materiale, ma chi vuole può continuare a donare alla causa dell'Ucraina attraverso i riferimenti presenti nel sito internet della diocesi. E adesso vediamo il racconto di questo viaggio che
ha portato appunto 63 bambini ucraini nel Padovano. Abbiamo raccolto biscotti e brioche che avevamo raccolto al supermercato, abbiamo preso 200 bottigliette d'acqua e delle mascherine, senza zaini, senza cambi partiti praticamente come se un figlio chiamasse lontano e dicesse papà mi devi venire a prendere, tu non perdi neanche un minuto. È partito sabato in piena notte con cibo, acqua, 2 pullman e 5 autisti lungo la strada verso il confine polacco con l'Ucraina, 1000 telefonate per risolvere il problema di documenti, visti e passaporti. Paolo Giurisato dell'associazione Isola che non c'è di Teolo, appena sceso dal pullman, racconta così il suo viaggio per portare a Padova 63 bambini di 2 orfanatrofi di Leopoli. Un viaggio iniziato sabato sera dopo che Stefania Barbieri, un'altra volontaria dell'associazione, riceve una telefonata di aiuto da 2 bambini in fuga, bambini che Stefania da anni ospita a casa sua d'estate con il progetto di accoglienza dei bambini di Chernobyl. Tutto è partito perché nell'istituto dove c'è la bambina e i bambini che conosco perché noi siamo stati lì tante volte mi hanno detto te li diamo tutti, quindi ho detto sì, è come se fossero miei. State tranquilli, ve li riporto appena è passato tutto. Quando Paolo domenica arriva al punto di incontro al confine polacco, trova i bambini stremati e le loro accompagnatrici in fuga da giorni dopo aver percorso chilometri e chilometri a piedi. Quando noi siamo arrivati al confine e li abbiamo raccolti domenica alle 3 di notte. Abbiamo atteso 6 ore, loro hanno impiegato praticamente quasi un giorno e mezzo, praticamente tutto sabato, perché lì la coda chilometrica, ci sono 12 chilometri di profughi. Il viaggio è proseguito verso Varsavia, dove sono riusciti a fare i passaporti e i documenti necessari per arrivare in Italia e poi a Padova. Tu vedi degli occhi stanchi, perché quando sono entrati nei pullman alle 3 di notte avevano avuto dell'acqua e quant'altro, però non avevano mangiato più di tanto. E noi abbiamo detto mangiate qualcosa, qualche pastina se avete. Erano talmente stanchi, come sono saliti nel pullman, si sono addormentati. Alla vista del seminario, un sorriso sulle labbra, la luce negli occhi dei piccoli che ora sognano solo di veder finire la guerra. Insomma, che questi sogni possano realizzarsi, questo è l'augurio che gli facciamo e ci facciamo tutti noi. Abbiamo visto come ha risposto il trevigiano, come ha risposto il vicentino e il padovano all'appello di aiuto, di supporto ai profughi in fuga. Adesso ci spostiamo nel veneziano, a Jesolo. Jesolo è una città turistica internazionale, quindi una città abituata ad accogliere e quindi l'accoglienza appunto è nel nostro DNA. Quindi non possiamo non sottrarci a quello che è un'emergenza umanitaria. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, e tutta l'amministrazione comunale stanno intessendo relazioni con autorità e associazioni ucraine per cercare di gestire in questo momento complesso lo spostamento di profughi nel loro territorio. È intuibile che i bisogni di famiglie e singole persone cresceranno con il passare dei giorni, per questo l'Ufficio Servizi Sociali si sta dedicando a queste situazioni, mettendosi in contatto con i cittadini ucraini che vivono e lavorano nel litorale jesolano per cercare di aiutare i loro familiari nel paese natale. Gli ospiti verranno seguiti garantendo anche la sicurezza dal punto di vista sanitario. Noi come comune stiamo già organizzando, abbiamo organizzato un ufficio all'interno dei servizi sociali per organizzare e dare una mano a tutte le altre associazioni che si metteranno appunto a disposizione per favorire questa accoglienza che sicuramente gli jesolani come al solito faranno la loro parte. L'appello del sindaco alle associazioni di categoria e ai cittadini jesolani. Quindi ho invitato tutte le associazioni di categoria, ma non solo gli alberghi, anche gli affittacamere, l'ASCOM eccetera, di qualche meno prepararci tutti assieme per accogliere questi rifugiati che si stanno spostando a migliaia e centinaia di migliaia verso l'Occidente, quindi anche verso l'Italia, perché dobbiamo aiutare chi in questo momento ha bisogno di noi. E torneremo a raccontarvi in diretta quello che sta succedendo proprio in tema di accoglienza ai profughi nel corso della parte finale del nostro Focus TG, con 2 collegamenti da Padova per avere proprio gli ultimi aggiornamenti.
Adesso cambiamo discorso, anche se in un certo qual modo quello di cui stiamo per parlare è comunque legato alle tematiche di quello che sta succedendo in Ucraina. Perché? Perché c'è un'altra emergenza, chiaramente non è un'emergenza umanitaria ma è un'emergenza economica, ed è quella che riguarda il caro bollette, l'aumento del costo delle materie prime. Noi siamo andati in una vetreria del Vicentino perché vogliamo raccontarvi anche il punto di vista appunto di questo settore nell'affrontare delle difficoltà che magari non sono riconducibili proprio all'immediato, ma nel breve termine assolutamente sì. Si temono delle ripercussioni importanti anche dal punto di vista proprio occupazionale. Pensate che il nostro paese ha un consumo di 70-80 miliardi di metri cubi di gas all'anno e la Russia è il nostro fornitore principale. I problemi che si stanno verificando proprio a livello internazionale hanno delle ripercussioni e allora adesso vi raccontiamo le difficoltà del settore vetrario. Vediamo. Un momento sempre più delicato per l'economia del nostro paese. Covid, caro energia e ora la guerra in Ucraina. Un conflitto oltre confine che però ha acceso i riflettori sulla dipendenza energetica italiana dagli altri paesi. La maggior parte del gas naturale impiegato in Italia, infatti, viene importato e il 45% del metano proveniente dall'estero è proprio made in Russia. Gas, fondamentale risorsa per tantissimi settori produttivi del nostro territorio, come per esempio quello vetrario. E questo settore in questo momento è un marasma, in quanto purtroppo il costo del gas, soprattutto adesso in questo momento di guerra, è aumentato in maniera esponenziale. Di conseguenza per produrre il vetro sta aumentando anche la materia prima. Parliamo di silice, che è il componente principale per produrre il vetro, però il vetro viene prodotto ad altissima temperatura, viene prodotto a 1200 gradi per fusione, però per produrlo serve principalmente tantissimo gas e tantissima energia elettrica. Un aumento variabile dei costi che, secondo i dati degli ultimi giorni, prevede una forte impennata. Ogni fine mese viene fissato il costo del gas e viene fissato il prezzo per il mese successivo. Sembra che con il mese prossimo avremo degli aumenti stimati intorno al 45% nel costo del vetro. In un solo anno il costo di produzione del settore è aumentato del 70%, numeri che fanno sempre più paura. Da quel che è mondo noi ci siamo sempre arrangiati e ci siamo rimboccati le maniche e sicuramente lo faremo. Piccola pausa pubblicitaria, torniamo fra 2 minuti con collegamenti in diretta, tanto ancora da raccontare e anche, voglio dire, una parte finale del nostro Focus TG un po' più leggera per raccontarvi di come si è concluso il carnevale in giro per il Veneto. A fra poco. 13:02, siamo entrati di diritto nell'ultima mezz'ora del nostro Focus TG. Oramai lo sapete, come consuetudine, questa parte della nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione è molto variegata, perché spaziamo da un argomento all'altro proprio per arricchire il più possibile quello che è il palinsesto dell'informazione e per darvi il maggior numero di notizie sull'attualità, la cronaca, le curiosità del nostro territorio. Chiudiamo però prima il cerchio, perché abbiamo parlato delle difficoltà nel settore vetrario legate chiaramente all'aumento delle materie prime e ai costi di bollette, di luce e di gas. Stesse problematiche riguardano anche la filiera del settore lattiero caseario. In questo caso però la politica sta già muovendo i primi passi in aiuto proprio del settore. Vediamo. Dalla stalla al latte, dal latte al formaggio, dal caseificio al consumatore, la filiera del settore lattiero caseario rischia di essere messa in ginocchio anche in Veneto dai rincari delle bollette e dall'aumento dei costi per allevatori e produttori.
Il grido d'allarme del comparto è già stato raccolto dalla politica. In Veneto abbiamo circa 3.000 stalle di produttori di latte, quindi un comparto importante che vanno a produrre circa il 9% del latte a livello nazionale. Nei giorni scorsi ho depositato urgentemente una mozione in Consiglio regionale per ovviamente spingere la Giunta a chiedere al Governo alcune misure fondamentali. Ecco la lista della spesa. Liquidità alle imprese, quindi incentivando la ristrutturazione di debiti bancari fino a 25 anni, ma abbiamo chiesto e chiederemo con questa mozione anche lo sblocco di 2,7 miliardi previsti all'interno del PNRR per questa importante filiera. Ovviamente lo sblocco anche dei 26 milioni di pagamenti AGEA che sono fermi da diversi mesi e soprattutto un indirizzo chiaro che come Consiglio chiederemo alla Giunta è di stabilire importanti risorse nel nuovo PSR per questo settore strategico. Una parte importantissima della filiera lattiero-casearia si svolge interamente nei territori di montagna, dall'altopiano dei 7 comuni ai Lessini, passando per la montagna bellunese. Molte di queste stalle si trovano anche in territori montani, quindi oggi salvare una stalla vuol dire preservare diversi settori non solamente dell'economia ma anche del nostro ambiente. La filiera del settore lattiero-caseario va dalla stalla con tutto l'indotto fino agli scaffali dei supermercati. Penso che nelle prossime ore sia doveroso instaurare un tavolo con soprattutto la grande distribuzione, cioè bisogna lavorare sulla filiera agricoltura, industria, distribuzione, perché oggi purtroppo c'è troppo squilibrio tra il costo del litro di latte al consumo rispetto a quello che viene dato all'allevatore. La cosa non è più assolutamente sostenibile e su questo ovviamente il governo deve intervenire quanto prima possibile. E ad esempio sulla tematica del caro anche carburante interviene in maniera originale, innovativa il comune di Tezze sul Brenta che ha deciso di dotare i dipendenti comunali di bici elettriche, non solo, anche di automobili elettriche. Insomma, una svolta green che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Bicycle, bicycle. Tezze sul Brenta viaggia verso un futuro sempre più green a passo spedito, anzi pedalando in sella alle nuove e-bike messe a disposizione dall'amministrazione per gli spostamenti dei dipendenti comunali. Le e-bike infatti sono arrivate come una nuova progettualità per i dipendenti comunali perché avranno la funzione di essere utilizzate a discapito delle automobili per le funzioni esterne dei dipendenti comunali. Non solo, il comune ha anche nominato un mobility manager con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il progetto, andando a coprire ad esempio anche gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. L'amministrazione di Tezze ha voluto comunque dare la figura del mobility manager perché è votata da molti anni a questa parte a promuovere l'ambiente. Bici con lo sviluppo anche delle piste ciclabili, ma anche auto elettriche per un comune sempre più vicino alle tematiche del contrasto all'inquinamento. Abbiamo acquistato 2 auto elettriche, una a servizio dei vigili e una per gli uffici comunali. E sulle e-bike è pronto a salire anche il sindaco. Cercherò di fare il possibile, magari previo allenamento e chissà mai che riusciamo a vederlo. E per chi fosse arrivato a casa solo adesso, anche se il nostro Focus TG si può seguire anche sui dispositivi mobili in diretta streaming, dicevamo insomma per chi fosse rientrato a casa solo adesso e avesse acceso il televisore magari mentre sta preparando da mangiare, andiamo a rileggere insieme il report di Azienda Zero perché diamo come ogni giorno l'aggiornamento relativo all'andamento dell'epidemia in Veneto. Numeri in costante calo, numeri che ci permettono di guardare non solo al futuro con ottimismo, ma voglio dire anche al presente, perché insomma sono dati molto incoraggianti. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare 3.434 nuovi casi di contagio Covid in regione. Ricordiamo che insomma ultimamente la media si attestava intorno ai 4.000 nuovi contagi giornalieri, quindi sono numeri che
progressivamente, anche in maniera sensibile, stanno scendendo e portano gli attualmente positivi in Veneto a poco più di 51.000, per l'esattezza 51.177, quindi nelle prossime ore, magari già da domani, chissà, riusciremo a scendere sotto il muro, sotto la soglia dei 50.000 positivi in Veneto. Guardiamo anche i numeri che riguardano le ospedalizzazioni in area non critica, meno 29 i ricoveri appunto in area non critica, meno 5 le terapie intensive e purtroppo insomma, constatiamo ancora una volta un numero di persone che perdono la vita a causa Covid, in questo caso 7 nelle ultime 24 ore. A proposito di sanità, a proposito di Covid, maxi operazione nel Trevigiano, perché? Perché c'è stato un numero impressionante di falsi Green Pass, una maxi operazione, dicevamo, dalla Sicilia al Veneto, blitz della polizia a Treviso ma anche a Venezia, acquistavano la carta verde, il certificato rafforzato, pensate pagandolo 300 euro, vediamo. Dottore, tutto bene? Entro domani posso avere tutto? La risposta laconica, oggi. E poi ancora, nel caso, posso prenderne altri? È una delle conversazioni tramite Telegram avvenute tra un acquirente e il venditore. Sul piatto, falsi Green Pass rafforzati, il blitz della polizia nelle ore scorse. Un'operazione che ha portato le forze dell'ordine a Treviso e Venezia. Lo chiamavano dottore, ma non fa parte di alcuna categoria sanitaria. Così, 2 associazioni criminali straniere avevano messo in piedi un vero e proprio giro d'affari redditizio. Nel Trevigiano è stata indagata una donna di 54 anni, era stata licenziata da una fabbrica a Pordenone perché non voleva né vaccinarsi né tantomeno effettuare i tamponi. Attualmente lavora presso una cooperativa Onlus di Treviso, probabilmente utilizzando il Green Pass falso che aveva acquistato per 300 euro. Alla donna hanno bussato alla porta i poliziotti. Dopo un'ispezione informatica le è stato sequestrato il cellulare dove aveva scaricato il Green Pass. A Venezia sono 2 invece le persone coinvolte. Si tratta di padre e figlio, 57 e 27 anni, entrambi disoccupati. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare perché nei telefonini sono stati trovati messaggi che potrebbero coinvolgere altre persone residenti nel Veneto. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi dunque a macchia d'olio. Il sistema era semplice. I Novax contattavano il venditore tramite un'app su Telegram, poi versavano 300 euro in criptovaluta e in poche ore ricevevano il Green Pass falso personalizzato. 20 perquisizioni in tutta Italia e 25 indagati. Fra loro dipendenti comunali, titolari di un panificio, minori che frequentavano regolarmente la scuola ed un esponente delle forze dell'ordine. Non solo, ma queste organizzazioni criminali prevedevano anche sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. All'esame dei poliziotti anche alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei Green Pass. L'organizzazione aveva utilizzato un accesso al rilascio dei pass da parte del Ministero della Salute francese. Il falso certificato veniva poi incollato su una certificazione italiana. Il Ministero della Salute italiana ha già inviato la documentazione alla Francia ed ha iniziato a disabilitare i certificati falsi in modo da impedirne l'utilizzo. E come vi avevamo promesso, adesso ci spostiamo dal nostro studio, andiamo a Padova, dove vedo in collegamento con noi il nostro collega Federico Fusetti. Buongiorno Federico, so che hai notizie per noi, non so altro perché con te bisogna sempre improvvisare, ma questo è il bello della diretta, come si suol dire. Già, non è certo per prenderti in giro, ma in questo caso in effetti le notizie sono arrivate da poco. Siamo in azienda ospedaliera a Padova e c'è stato un po' il punto della situazione fatto dal direttore generale Dal Bene, dalla responsabile delle malattie infettive, la dottoressa Catelana. Hanno ripercorso un po' i dati che sono dati di Padova, ma perfettamente sovrapponibili anche a quelli del Veneto, con la differenza che Padova ha sempre un qualcosa in più, cioè sempre un po' più al centro di questi dati, qualche diciamo dato in più rispetto al virus che a quanto pare insomma fa più presa a Padova da sempre rispetto alle altre province del Veneto. Però insomma la tendenza è quella di un calo di tutti i dati. A dire il vero, ecco, hanno sottolineato che
i positivi, le persone, i nuovi positivi, ma anche chi attualmente è positivo, sono dati molto più alti di un anno fa, però i ricoveri e diciamo le conseguenze gravi molto più bassi invece grazie alla campagna di vaccinazione. Quindi non è che siamo allo zero per quanto riguarda sia i nuovi positivi che le persone diciamo con sintomi, ma si tratta di conseguenze molto meno gravi rispetto a un anno fa. Ieri per la prima volta non ci sono stati ricoverati a Padova ed è la prima volta dall'inizio di questa quarta ondata, quindi da mesi, e questo è senza dubbio un dato positivo. Non ci sarà lo zero assoluto, si continuerà a convivere ancora un po' con il virus, ma insomma diciamo con dati buoni. Altro passaggio veloce, per i soggetti fragili, cioè quelli veramente a rischio per tanti motivi, adesso ci sono due armi, c'è la quarta dose di vaccinazione, lo sapevamo, ma c'è anche una nuova terapia monoclonale proprio che è di questi giorni, con la quale insomma se presi in tempo questi soggetti possono difendersi. Infatti non si sono registrati morti nei 30 giorni successivi alla sottoposizione alla terapia monoclonale, che protegge per il 90% nel caso di malattia più grave. Ultimo passaggio sul Novavax, che è il nuovo vaccino, risposta molto bassa, forse l'idea che ormai il virus stia passando induce anche chi non si era vaccinato a non farlo nemmeno adesso, e invece il richiamo dell'azienda ospedaliera è forte, non c'è più nessun motivo per non vaccinarsi, perché questo nuovo vaccino, il Novavax, usa una tecnica, una tecnologia che è vecchia di 30 anni. Tutti noi praticamente abbiamo fatto una vaccinazione con questa tecnica, quindi non c'è più motivo per diffidare da un vaccino che invece è molto valido e che dovrebbe essere preso in considerazione anche da quei Novax che finora non l'avevano preso in considerazione, proprio perché il virus non è scomparso del tutto, ed è grazie a chi si è vaccinato che insomma i dati sono buoni. Quindi campagna vaccinale che deve andare avanti, l'accesso è libero, non c'è bisogno di prenotarsi, almeno qui a Padova, per avere questo vaccino. I tamponi infine stanno calando notevolmente, al massimo 200 tamponi al giorno, che per Padova è un dato veramente molto molto basso, e quindi insomma anche qui possiamo parlare di dati positivi. Alex, considerazioni e precisazioni sicuramente importanti. Federico, io ti ringrazio per il tuo collegamento, sempre preciso, sempre puntuale, il nostro Federico Fusetti. Ti lascio al tuo anche lavoro. Tu non scherzi. Grazie, troppo gentile. Ti lascio al tuo lavoro insieme a Federico Cibotto, il nostro operatore. Noi rientriamo in studio perché continuiamo a parlare di sanità, continuiamo a parlare di questa tematica non riferita al Covid, ma a un altro grosso problema, un problema sentito soprattutto in alcune zone. Adesso ci spostiamo nel Vicentino, quello delle guardie mediche, perché i comuni rimasti senza guardia medica sono comunque tanti. Sale la preoccupazione dei sindaci sui tempi del ripristino del servizio. Riguardo alla chiusura del servizio di guardia medica di Montegalda, segnalo che stiamo proponendo all'ULSS numero 8 delle soluzioni volte a salvare questo presidio sanitario molto importante per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Il servizio di guardia medica nei 7 comuni interessati dell'area iberica a ridosso del capoluogo continua ad essere sospeso. I 27.000 cittadini che gravitavano a Montegalda ora sono ancora costretti a rivolgersi agli hub di Torre di Quartesolo e Noventa Vicentina. Una situazione in stallo che ancora non sembra dipanarsi. Al di là delle obiezioni sul basso livello di sicurezza della sede storica, il vero problema è la carenza di medici disponibili. Potrebbe non essere più ripristinato il servizio all'indomani della cessazione dell'emergenza Covid, come sarebbe stato assicurato 10 giorni fa nell'incontro dei primi cittadini con i vertici dell'Usberica. La questione sembra doversi spostare sul tavolo della conferenza dei sindaci dell'Est Vicentino. La coperta è già corta, sembra. Altri comuni potrebbero venire a loro volta scoperti. Ci siamo lasciati nel cercare una soluzione, ripeto, da parte della direzione sanitaria in massima collaborazione per la condivisione di intento dei sindaci di mantenere il servizio. Dovremmo allargare il problema in quello che è la sede opportuna, che può essere la conferenza dei sindaci dell'US,
per poter vedere con tutti gli altri sindaci le problematiche, discuterne insieme. Ripeto, la situazione in divenire. E come vi dicevo, adesso parliamo anche del carnevale che si è chiuso nella giornata di ieri. Insomma, partiamo da Treviso, che ha visto l'arrivo di 80.000 persone che sono giunte in centro per festeggiare il martedì grasso tra maschere, coriandoli e soprattutto tanti bambini felici. Speriamo che tutto vada bene. Pace, bene a tutti. Buon divertimento. Buon divertimento a tutti e grazie a tutti. Tanta gente, siamo contentissimi. Ciao, come state? Tutti bene? Qua ci stiamo divertendo. È una bella festa, Treviso è meraviglioso, i cittadini sono stupendi. Ciao. Ciao. I gruppi che ballano, la maxi gondola e la mongolfiera per le foto in Piazza dei Signori e poi i carri statici in Piazza Borsa, mascherine e coriandoli. Il martedì grasso a Treviso è soprattutto la festa dei bambini. Ciao! Ciao! Ciao nonno! Pier Antonio! Qual è la cosa più bella del carnevale? I coriandoli! I coriandoli! Tirare i coriandoli! Anche a me tirare i coriandoli lì e le stelle filanti. I coriandoli e le stelle filanti. Ciao! A me i mascherate e i coriandoli. Che bel costume! Da cosa sei vestito? Non mi ricordo. La polizia. Da Minions. La principessa. Da supereroi. In piazza anche il sindaco Mario Conte. È piena di bambini, di famiglie, di sorrisi, di colori, insomma un po' quegli ingredienti di cui avevamo tanto bisogno dopo 2 anni di gestione pandemica e con le notizie che purtroppo arrivano dall'Ucraina. Credo che questi bambini stanno mandando un messaggio di gioia, di felicità, che vuole essere anche una sorta di vicinanza ai bambini ucraini che non stanno in questo momento festeggiando. E alla fine è proprio il sindaco il bersaglio preferito del lancio di coriandoli e stelle filanti. Come vi avevo promesso, adesso torniamo a collegarci con Padova, nel Padovano, con la nostra collega Chiara Gaiani, perché insomma abbiamo sentito poco fa l'intervento del nostro collega Federico Fusetti, che ci ha fatto il punto della situazione per quello che riguarda il Covid con Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara, noi invece torniamo a parlare anche di accoglienza profughi. Buongiorno Chiara. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo che la città di Padova si sta organizzando. C'è stato anche questa mattina un nuovo incontro in prefettura delle massime autorità, delle massime istituzioni della provincia, proprio per coordinare l'arrivo di profughi che provengono dall'Ucraina sul nostro territorio. In questo momento non ci sono delle emergenze vere e proprie, perché le persone stanno arrivando in piccolissimi gruppi e si stanno ricongiungendo con i familiari che sono nel loro territorio. Questo accade nella città di Padova, questo accade per esempio anche nella città di Montegrotto Terme. Noi siamo stati oggi con il collega Cristian Roccaiende, abbiamo incontrato il sindaco Riccardo Mortandello, ci ha detto che sta contattando uno a uno i 37 nuclei familiari di cittadini ucraini residenti a Montegrotto, tutte persone giovani che sono insomma delle famiglie, papà, mamma e 1 o 2 figli che sono in città da almeno una decina d'anni. Alcune di queste famiglie stanno già ospitando in questo momento dei loro familiari. È arrivata una mamma con 2 bambini piccoli, un'altra donna, un'anziana dovrebbe arrivare nelle prossime ore, è ferma in questo momento ai confini con la Polonia. Come vedete, quindi situazioni che per il momento vengono gestite dai cittadini ucraini presenti sul territorio, ma è pronta a scattare la macchina della solidarietà. Per quanto riguarda il comune di Montegrotto,
18 è pronto a entrare in azione il banco alimentare che può fornire cibo a queste persone ma anche abiti sia ai bambini che agli adulti. È pronta a entrare in azione la protezione civile e anche tutto il sistema di sicurezza sanitaria. Quindi vedete un grande impegno per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, una città, quella di Padova però, che si ferma anche per chiedere la pace. Oggi proprio è iniziata da circa un'ora questo momento di preghiera straordinaria in Basilica del Santo, una durazione eucaristica nel mercoledì delle ceneri con l'intensità di preghiera proprio rivolta alla pace in Ucraina, e poi alle 20 appuntamento anche sul Sagrato del Duomo prima della celebrazione delle ceneri nel Duomo, proprio per chiedere con intensità che cessino di parlare le armi in questo territorio, ma si torni a sedersi ai tavoli dei negoziati e si torni a parlare di pace. E noi allora ringraziamo la nostra collega Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende per questo collegamento da Padova. Grazie Chiara, buon lavoro. Noi siamo rientrati in studio perché mancano poco più di 5 minuti, c'è tempo per continuare a raccontarvi del carnevale che saluta il 2022. In molti insomma si aspettano un'edizione, quella dell'anno prossimo, che possa essere sicuramente più ad ampio respiro rispetto a quella di quest'anno. Adesso andiamo a vedere a Venezia com'è andata. Buongiorno. Buongiorno, da dove venite? Da Miane, provincia di Treviso. Da cosa siete vestiti? Siamo... Da trevisani del Settecento? No. In visita a Venezia? Non tante maschere. Non tantissime quest'anno, pensavamo di più. Mi piace, abbiamo visto anche i bambini, soprattutto c'è bisogno per loro un po' di positività, un po' di ritorno alla normalità in questo periodo. Infatti l'obiettivo era anche un po' quello oggi, fare un po' di qualche sorriso con i bambini. Da Marano Lagunare. Siamo venuti qua a festeggiare l'ultimo giorno di carnevale. Non c'è sì, tanta gente in casa maschera. no. Ma non lo so, noi abbiamo, sì, assolutamente sì, insomma, almeno a carnevale diamoci questo tocco di allegria, simpatia. E noi siamo così. Sì, esatto. Da cosa vi ringrazio. Io sono vestito da Casanova, dal vostro Casanova. Noi veniamo da Belluno, io sono un coniglio e io faccio il lupetto. E non facevamo carnevale da un'altra parte, essendo comunque di Muggia o di Trieste facevamo il carnevale là. Adesso dove andate? In piazza San Marco? Penso proprio di sì, andremo. Aspettiamo il figlio che arriva col treno con la nonna e dopo andiamo. Lui è di Amburgo e io sono qua di Padova. Ecco, e siamo venuti qua a fare un giretto al carnevale perché è tradizione, veniamo ogni anno. Da cosa siete vestiti? Noi siamo in realtà una coppia veneziana dell'Ottocento e abbiamo preso ispirazione da alcuni quadri, specialmente di autori tedeschi che appunto riprendevano questi motivi un po' esotici. Complimenti. Grazie. Grazie Ciao, mille. Grazie. Carnevale anche al centro Sartor a Castelfranco, dove gli anziani hanno atteso l'ormai tradizionale appuntamento Ballando con le Stelle. Prima dello spettacolo i protagonisti sono stati loro, gli anziani, che grazie alla simpatia di questa operatrice hanno ballato tra sorrisi e sguardi colmi di amore, in cerchio, insieme per festeggiare il carnevale, forse il primo dopo 2 anni di pandemia che guarda con più speranza al futuro. Un appuntamento che questa volta si è tinto dei colori e delle maschere del carnevale grazie alla partecipazione dell'associazione Rosa Antico, che ha messo in piedi uno spettacolo di danza in maschera coi costumi classici veneziani. Sono arrivati fra gli sguardi compiaciuti degli anziani ospiti. E come per ogni appuntamento di Ballando con le Stelle c'era la giuria speciale concorso di ballo composta dal presidente del Sartor Maurizio Trento, dalla direttrice Elisabetta Barbato, dal presidente del comitato familiari Luciano Campagnolo, dal sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcone e dalla vice sindaca Marica Galante. Anche
Anche in questo difficile momento storico tra la pandemia e i venti di guerra da est, ha spiegato Maurizio Trento, abbiamo voluto comunque allietare i nostri ospiti con un momento di festa per il Carnevale, e farlo assieme all'Associazione Rosa Antico e il corpo di ballo è stato davvero emozionante. E a Resana si è rinnovato l'appuntamento con il Battimarso per scacciare gli spiriti negativi del virus e della guerra. Marzo viene, guerra va! Marzo viene, guerra va! Non c'è solo il Covid da cacciare in questa fine inverno, ma anche la guerra scoppiata in Ucraina. A Resana, grandi e piccoli a sfilare insieme per le strade del paese, riproponendo l'antica tradizione veneta del battimarso, il battere su pentole, coperchi, bidoni, per svegliare la primavera e le forze positive della natura. Un'usanza che risale a quando l'anno si faceva incominciare proprio il 1° marzo, proseguita fino alla caduta della Serenissima. Tutti quindi radunati in piazza Donatori per poi sfilare facendo più rumore possibile. Abbiamo cercato di far paura agli spiriti cattivi dell'anno scorso. In primis il Covid, il governo le ha provate tutte, ha provato il vaccino, anche assai grosso. Noi invece abbiamo applicato un'antica usanza e ce l'abbiamo fatta, secondo me. E poi, visto che già c'eravamo, abbiamo anche cercato di spaventare la guerra e speriamo di esserci riusciti. Buon Caodeano a tutti. In oltre 300 hanno partecipato alla manifestazione. Speriamo davvero che il rumore di questa sera, il rumore dei bambini che hanno suonato i tamburi anche, sia il rumore che dobbiamo sentire, non sicuramente il rumore delle bombe. E per oggi è tutto, questo era il nostro ultimo servizio, non mi resta che augurarvi buon pranzo, buon pomeriggio, darvi appuntamento a domani alle ore 12 puntuali per un'altra edizione di Focus TG in diretta con tutte le notizie dal Veneto, del Veneto. Grazie, a domani.